Il virus viaggia in Veneto e ora, oltre ai contagi, iniziano a salire anche i ricoveri. Lo conferma il governatore Luca Zaia, che comunque sottolinea come l'incremento sia lento anche se costante. Una situazione che, pur non essendo preoccupante, non fa dormire sonni tranquilli alla sanità regionale, anche perché molti dei ricoverati in terapia intensiva in questo momento hanno qualcosa in comune. Considerate che la vera sfida è rappresentata dal fatto che dei 23 ricoverati in terapia intensiva la quasi totalità non sono vaccinati, quindi è un'ulteriore dimostrazione che la vaccinazione rappresenta un fronte importante rispetto a tutto questo. Un altro fattore accomuna la quasi totalità dei contagiati di questa fase dell'emergenza coronavirus, anche se un punto di svolta potrebbe entrare a breve nel radar del Veneto. Sono ormai quasi 3 mesi di variante Delta in Veneto, ormai è ubiquitaria, è endemica e i nostri contagiati hanno praticamente tutti variante Delta. E si immagina, lo dice il mondo scientifico, che ad agosto ci sarà il giro di boa, quindi dovrebbe iniziare la discesa. E ha lanciato anche un appello al governo per l'anagrafe vaccinale. Ci sono diversi veneti che hanno completato il loro ciclo vaccinale ma non riescono a scaricare il Green Pass. Sì, oppure che hanno avuto almeno una dose, che hanno diritto ad avere il Green Pass, essendo loro oggetto della somministrazione di una dose. Non funziona l'anagrafe vaccinale perché noi abbiamo tante segnalazioni, debbono assolutamente, come da un lato si chiede il Green Pass, dall'altro devi mettere tutti nelle condizioni di avere il Green Pass. Non ha senso fare una legge se poi non funziona.